Bene, allora ringrazio Anthony Muroni per aver accettato di partecipare a questa giornata che vuole essere di festa per ricordare Cicci Masala, che oggi avrebbe compiuto 101 anni. Ascolta Anthony, qual è il tuo, come dire, rapporto con Cicci Masala? Ma è un rapporto da fedele lettore, da fedele studioso di quello che è stato un grande del nostro pensiero, del pensiero di una nazione sarda che aveva il dovere, che ha ancora il dovere di pensare a sé come una entità nazionale, un'entità che deve guardare di più alla difesa della sua terra, alla difesa della sua dignità, alla difesa del suo diritto di esistere con uguaglianza, con la possibilità per tutti di esprimersi senza nascondersi e senza precludersi nessun traguardo. Io credo che quelle battaglie, quell'avanguardia degli anni 60 e 70, che poi è proseguita fino alla scomparsa di Cicci Masala, rappresentino fonti inesauribili da ogni punto di vista, dal punto di vista del pensiero, dal punto di vista delle fonti giornalistici, dal punto di vista dei saggi, dal punto di vista delle opere trasposte poi in teatro. Abbiamo tutta una serie di punti di vista, tutta una serie di riflessioni, tutta una serie di spunti ai quali dobbiamo riferirci e ai quali dobbiamo guardare per le battaglie che ci aspettano nell'oggi e nel prossimo futuro. Mhm. Ascolta, ultima cosa, Anthony, vorrei parlare con te proprio dell'aspetto comunicativo di Cicci Masala, che poi è uno dei passaggi chiave, perché Cicci Masala, poeta, scrittore, eccetera, eccetera, giornalista, intellettuale, però un intellettuale atipico perché era un intellettuale che voleva assolutamente farsi capire, quindi usa un linguaggio molto, come dire, molto semplice, proprio con l'intento di arrivare a tutti. Ecco, a te faccio una domanda, insomma, un po' provocatoria, così tu sei un giornalista e quindi un comunicatore, però noi vediamo che questo tempo, che in teoria dovrebbe essere un tempo dove ormai siamo esperti di comunicazione, invece in realtà ci sono proprio dei problemi e delle lacune enormi nella capacità proprio di comunicare in maniera facile e arrivare a tutti quanti. Tu cosa ne pensi? Bah, la comunicazione è fatta di diverse componenti. Il bravo comunicatore ha istinto, il bravo comunicatore ha certamente cultura, nel senso che ha dovuto assumere tutta una serie di informazioni che deve essere poi bravo a rendere, ma soprattutto ha la capacità, una capacità che non è comune nei caratteri e nel modo di essere delle persone, che è quella dell'empatia. Cioè tu devi essere in grado di parlare alle persone che hai di fronte. Perciò Cicci Masala, se si trovava in un bar di Nughedu, non aveva Esatto, nessuna sì. difficoltà a farsi capire, così come non aveva nessuna difficoltà a farsi capire o a usare un linguaggio appropriato ed efficace in un consesso universitario o quando doveva parlare ai suoi studenti o quando aveva la necessità di confrontarsi in una conferenza pubblica. Ripeto, quella del bravo comunicatore sa adattarsi Mm. al pubblico che deve ricevere la sua comunicazione e questo è un dato caratteriale, istintivo, ma ripeto, tu puoi avere il carattere, puoi avere l'istinto, ma se non hai contenuti da comunicare comunque ti manca sempre qualcosa. Va bene, certo. Allora, Anthony, vabbè, io ti ringrazio per questa partecipazione a Ciccitu Masala. Ci saranno occasioni poi per riparlarne ancora, perché vabbè, comunque non, diciamo, non ci fermiamo e poi andiamo avanti con l'idea che aveva Ciccitu, che proprio disse usatemi proprio come strumento se servo per portare avanti temi e battaglie. Quindi si parla di Ciccitu Masala, ma poi si parla fondamentalmente di tutta quella serie di temi e questioni ancora irrisolte. Sarò sempre disponibile a parlare, a aiutarvi, a essere presente in nome di Cicci Tomasa e delle sue battaglie e di chi le sta portando avanti. Grazie Anthony, ciao, un Grazie. saluto, ciao.